Balak, figlio di Zippor, al vedere ciò che Israele aveva fatto agli Amoreos. E a Moab i vegni un epore tremende di questo popolo, che erano in tangi. Moab si spirtà dinanzi ai figli di Israele. Allora Moab urdise agli anziani di Madian: «Comò, tutto questo disordine di int, al glotterà tutto ciò che ho vinto chi a tor, usando il bo, che diluvie la erbe dai campi». Balak, figlio di Zippor, agli era in che volte re di Moab. Al mandà messa a Balaam, figlio di Beor a Petor, che è ad or dal flum tetiere dai figli di Amau, per clamarlo e di: «V'è un popolo, alle saltat fur dall'Egitto, alla emplade tutte la tiere e si è sistemat di fronte di me. Dai, muoviti, maludis quest popol, perché che le masse fuart per me. Salacor, dome così o rivarin a battilu, e o podarai paralu fur de tiere. O sai benon che quel che tu benedissis tu alle benedit, e quel che tu maludissis tu alle maludit». Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian a partire importanti in man il salario per l'induvinin. Rivas di Balaam i contaren gli speraulis di Balak. Balaam urdise: «Lo zait culi per usgnot, e us darai una risposta da urdice che mi disarà il Signore». I sorestanti di Moab si fermarono lì di Balaam. Allora Dio al vigni di Balaam e gli disse: «Qui sono che stoms losas chi di te?» Balaam gli rispondè a Dio: «Balak, figlio di Zippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: v'è il popolo che l'è saltato fuori dall'Egitto, alla empla della tiere. Anin tu comò a maludimal. Salacor, dome così arriverai a battilu e a farlo cori». Dio gli disse a Balaam: «Tu notularàs gran con lor, e neanche tu maludisseràs quest popol, perché che l'è benedit». Balaam alleva buinore e urdise ai sorestanti di Balak: «Laisin te queste tiere, perché che il Signore si è rifudato di lasciarmi vigni con vuatris». I sorestanti di Moab si chiapparono su e tornarono di Balak e diserin: «Balaam alla rifudato di vigni con no». Allora Balak al tornà a mandà più sorestanti e più importanti di che di prim. A venire di Balaam e diserin: «Balak, figlio di Zippor, al dis così, che nessun rimpin non ti impedissi di venire di me, perché che io ti colmarai di onors e o faserai tutto ciò che tu mi diseras. Dai, anin e maludissimi quest popolo». Ma Balaam rispondè e urdise ai famesi di Balak: «Se anche Balak mi des tutte le socchiase in colme di aure di arin, non podares disubbidire agli ordini del Signore, mio Dio, per fare una robe piccole o grande. Per altri, fermai siculi anche mousgnot, cosepi c'è che il Signore al tornerà a dimi». Vi pegnot Dio al vigni a Balaam e gli disse: «Se che gli oms son vignus acclamati, va con loro, ma vio di fa c'è che ti dis io». Allora Balaam alleva denandì al cielo la muse e sin le coi sorestanti di Moab. Ma la rabbia del Signore si infogà perché che agli era partito.
L'agnolo del Signore si mette sulla sua strada per mettere i stralengs. Lui alleva in denan sulla sua muse e aveva da ursi 2 servitori. La muse, vedendo l'agnolo del Signore cagliere sulla strada con tante spade già prontate teman, e abbandonò le strade e si mette alla ator per i camps. Balam al batte la muse per tornare a mettere in strada. Allora l'agnolo del Signore si fermò un troi ingiavato enfri dai vignai, che aveva un muro di une bande e un muro di che altre. La muse e vedè l'agnolo del Signore, si era quinte dal muro e sfrengè il pi di Balam quintri dal muro. E Balam al tornà a petai. L'agnolo del Signore al tornà a passare denant e si fermato un puesto stretto, ma tan stretto che non diede miec di tirarsi in bande, né a drette, né a ciampe. La muse vedè l'agnolo del Signore e si scrufuglià sotto di Balam. La fote di Balam si infogà e petà la muse col baston. Allora il Signore gli viergè la voce alla muse che gli disse a Balam: «Poiché ti ho fatto che è la terza volta che tu mi pachis?» Balam mi rispondè alla muse: «Perché mi has tutto il die, se avessi in mano una spada ti copares dal momento». La muse gli disse a Balam: «Non so io la muse che tu hai sempre chiavalgiato fin qui? So io forse usate a fare così?» E lui rispondè: «Ponò la fe». Allora il Signore gli avvargei voi a Balam e al vedè l'agnolo del Signore cagliere sulla strada con la spada prontate. Balam si ingenoclò e si buttò con la muse partiere. L'agnolo del Signore gli disse: «Perché poi has tu petà già 3 volte alla tua muse? Ve, o soi venuto a metterti stralengs dal tuo viaggio, perché che il viaggio che tu has denant di te al va a finire un precipici. 3 volte la muse mi ha veduto e gli è sude di strade dinant di me. Se non fossi sude di strade dinant di me, sicur che ti vares copato e gli le vares lasciate in vite». Allora Balam gli disse all'agnolo del Signore: «Hai peccato, perché non sapevi che tu ti eri smettuto quintri di me sulla strada. Com'ò, se che ti dispiace, o tornerai in daur». L'agnolo del Signore gli disse a Balam: «Vai in denan con quei oms lì, ma vi di di dove c'è che ti disarai io». Balam all'è coi sorestanze di Balak. Quando Balak sentì che Balam stava arrivando, le incontri a Ir Moab, che è sul confine dell'Arnon, là che finisce il confine. Balak gli disse a Balam: «Non ti avevo mandato a clamare? Perché non sei tu venuto di me? Non so io in stato di fatti onore?» Balam mi rispondè a Balak: «Ve, o so venuto di te, ma come puoi io dirti qualche robe? La parola che Dio mi metterà in bocca, che te diserai?» Balam all'è con Balak e arrivarono a Kiriat Cusot. Balak al sacrificà bestiam grande minuto e al mandà una par d'estiars a Balam e ai sorestanti che erano con lui. Dall'indomani Balak al ciapà Balam lo fasè là su a Bamot Baal e di lassù gli mostrà l'ultimo tocco dal campamento dal popolo.